Si è svolta stamani la cerimonia in ricordo del 26° anniversario della morte del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazelli, assassinato da un comando mafioso il 4 aprile del 1992, allorquando aveva da poco terminato il suo lavoro alla guida di una Fiat Ritmo, ritornava a casa nella sua Menfi. Fu proprio sul viadotto Morandi, nel bivio dei pressi di Monserrato, che un gruppo armato di 4 killer della mafia entrò in azione e lo uccise barbaramente a colpi di mitra e fucili a pompa. In suo ricordo stamani una santa messa celebrata dal cappellano militare Don Angelo Falzone presso la chiesa di San Calogero, presente anche la figlia di Guazelli Teresa, il generale di brigata Riccardo Galletta, i vertici del comando provinciale dell'Arma, il sindaco Firetto, il prefetto Caputo, il presidente del tribunale Falcone, gli ex D'Angelo e Cardinale e i rappresentanti degli altri corpi di polizia. Quindi il picchetto d'onore e la deposizione di una corona di alloro nel luogo dell'eccidio, dove è stata installata una targa commemorativa a lui dedicata. Durante la cerimonia sono state anche lette le motivazioni della medaglia d'oro al valore civile cui Guazelli fu insignito. Un momento importante questo, dopo 26 anni è ancora vivo il ricordo di un eroe, uno che conosceva benissimo i meandri della mafia agrigentina e siciliana in genere. Intanto rievocare è un dovere per rendere omaggio a un professionista serio, molto capace, come lei ha ricordato, e per rendere quindi omaggio a lui, ma anche per additare ai più giovani, a quelli che oggi operano sul territorio, qual è la via da seguire, che potrà non richiedere l'estremo sacrificio della vita, ma richiede sicuramente sempre molto impegno, costanza e determinazione nella lotta contro Cosa Nostra. Che significato si voleva dare all'uccisione di Guazelli a quei tempi? Ma erano tempi certamente diversi da quelli di oggi, no? Scenari completamente diversi, però è da ritenere che il segnale fosse lo stesso che è stato dato in tanti altri agguati contro rappresentanti dello Stato, contro militari dell'Arma, magistrati, appartenenti alle forze di polizia, cioè di una prevaricazione da parte delle organizzazioni criminali nei confronti di tutti i rappresentanti dello Stato. Oggi l'Arma è più aggiornata nel seguire la lotta alla mafia, dopo 26 anni i sistemi sono un po' cambiati. Cambiano le tecnologie, no? Indubbiamente cambiano gli strumenti con cui si conduce la lotta a Cosa Nostra. Quello che non deve cambiare è la determinazione, la passione e l'impegno diuturno. Sono passati 26 anni, ecco, lei sicuramente ricorderà quei momenti difficili della provincia di Agrigento dove sono stati anche omicidi eccellenti, ecco un ricordo di ciò che è stato Guazelli per lei. Io ho avuto la fortuna di lavorare con il maresciallo Guazelli. All'epoca ero sostituto procuratore ad Agrigento e insieme ai colleghi Livatino e Saieva seguivamo una serie di indagini. Il nostro interlocutore nell'investigazione fu il maresciallo Guazelli, il quale era dotato di una memoria storica amplissima, di una conoscenza completa del fenomeno mafioso nelle 3 province, Agrigento, Trapani e Palermo, e inoltre aveva un intuito investigativo che pochi potevano vantare. Quindi il suo contributo fu senz'altro un contributo decisivo, notevole, peraltro lui aveva una capacità di esposizione del risultato delle sue indagini veramente eccezionale, chiara, completa, esaustiva. E tutto ciò rendeva ancora più prezioso il lavoro che egli faceva. Peraltro io lo ricordo anche come amico, ed era un amico leale, era un collaboratore eccezionale, era una persona che sapeva affrontare e risolvere i problemi che gli si prospettavano ricorrendo ai mezzi che la legge gli consentiva. Nessuno poté mai accusare il maresciallo Guazelli di aver abusato dei suoi poteri o di aver prevaricato delle sue funzioni. Io direi che oggi, ricordando il maresciallo Guazelli, noi ricordiamo tutte le vittime di mafia di questa provincia. Vorrei ricordare Di Lorenzo, vorrei ricordare il giudice Livatino, vorrei ricordare il giudice Saetta, ma potremmo anche ricordare altri che comunque hanno perso la vita sull'altare della legalità. In questi giorni ricorderemo il sacrificio dell'appuntato Principato, ma ricorderemo anche poi il sacrificio del brigadiere Bartolotta, che come sapete fu ucciso insieme a Rocco Chinnici nell'attentato di Palermo.